Sogno un zozzoto e sogno un marinaro, io ogni mattina passo questa strada, questa volante e sono copanaro, venendo pesce della cizza, si affaccia una carusa bella rizza, e mi dice, comparetto, ma che c'è da sto paneretto? Ove, da cizza del castello. E mentre che ci faccio la pesata, ce la voleva dare una vasata. Ma ora è che si imparava la voce mia, di ogni modo che passo, si affaccia e mi dà lì. E mi dice, comparetto, ma che c'è sto paneretto? Ove, da cizza del castello. E mentre che ci faccio la pesata, ci ha reso una bella vasata. La prima c'ha lavorato, la seconda ci ha reso, no? La seconda moglie del barone d'Arvelo era una manforte, nobile come il re e povera come Giobbe, forte come un uomo d'arme e tagliata in modo da rispondere per le rime alla galanteria un po' manesca di Don Garzia e da promettergli una nidiata di D'Arvelo numerosi come le uova che avrebbe potuto covare la chioccia più massaia di Trezza. Prima delle nozze le avevano detto che degli spiriti vivevano nel castello e donna Isabella rispose che fra lei e un marito come al vedere prometteva esserlo Don Garzia, ella non aveva avuto paura di tutte le streghe di Spagna e di Sicilia, né di tutti i diavoli dell'inferno. Oggi all'interno si trovano tanti reperti archeologici recuperati nei fondali sommersi di Aci Castello. Tra le sue mura sorge un inestimabile museo civico. Davanti al porto di Aci Trezza si innalzano gli spettacolari faraglioni. Secondo la leggenda, sono i massi che Polifemo, accecato, lanciò contro la nave di Ulisse in fuga. Il legame di Aci Trezza con il mare è sempre stato forte per la grande vitalità commerciale del porto e la sua pesca. Sono tanti i mestieri che in Sicilia si sono sottratti alle tecniche industriali, mestieri che restano vivi nelle mani degli artigiani. Queste sono le foglie di Maestro d'Ascia. Questo è mio papà, questo pare io, mio figlio, l'altro figlio. E sono queste qua. Questo è mio papà, questo sono io, questo è mio figlio e questo è l'altro figlio. E io davo appresso mio papà a mio nonno da piccolino, quando non andavo alla scuola, era sempre appresso perché era un mestiere che era appassionato, da piccolino appassionato, e man mano, quindi prima si facevano imbarcazioni piccole, perché la pesca era minima, no? Poi man mano si costruiva più grosso, e fino ad arrivare a barche grossissime, quindi, e io ne ho fatto abbastanza di queste barche, fino a 90. Poi in 90 c'è stata una legge europea che non davano più permesso di pesca. Quindi è la stessa cosa che io ho la macchina e non mi danno la patente. Per costruire questa barca ci sono diverse legni impiegate. Quindi l'ordinate si può fare o di gesso, o di ommo, o di frassino, che è più leggero
La chiglia si fa di azzobega, è un legno durissimo. Il fasciame di carena si fa in biccipaino. Di sopra, quindi si tira, copetta, come si chiama, in compensato marino. E di questa piccola si può volere 20 giorni, 20, 25, così più o meno. Certo, una barca grossa ci sono dei mesi di diversi operai, qua basta uno di questa piccola, ma quelle grosse ci sono 7, 8, 10, 15 operai. Oggi tutto è cambiato, poche barche vengono riparate e piccole barche vengono costruite come la Provvidenza. Queste barche sono rimaste in uso qui ad Aci Trezza fino agli anni 50, quando Luchino Visconti venne qui a girare il film della Terra Trema. Allora queste barche si muovevano solo con la vela e forza di braccia con i remi. Questa barca viene utilizzata anche a scopi turistici nell'area marina protetta di Aci Trezza ed anche per istruire i ragazzi della scuola media Rimini di Aci Trezza, ai quali sono stati fatti dei corsi proprio di vela latina negli anni passati, speriamo di ripeterli anche il prossimo anno, portandoli per mare, insegnando loro a remare, a manovrare le vele, a utilizzare e apprezzare queste barche così come si faceva un tempo. Ma la barca Provvidenza viene utilizzata anche per San Giovanni Battista. Ogni anno qui ad Aci Trezza si rinnova la pantomima du Upisci a Mari, rito propiziatorio, parodia della pesca del pesce spada che si svolgeva nello stretto di Messina. La pesca nel dopoguerra è divenuta una forza trainante. I grossi pescherecci di Trezza, uscendo al largo, navigano tranquillamente per l'intero Mediterraneo. Piccoli pescatori che continuano a pescare anche in tarda età, perché qui ad Aci Trezza il mare scorre nelle vene della gente. Sento pellicciati una vocetta luce, sono fino come un canto di mattino, sento solo amore, sbozza come un sole, luna mia che chianci, non vedi speranze. Pescatori che dopo aver lavorato continuano a rimanere in porto ad aver cura della propria barca. Don Santo ci racconta come veniva effettuata la pesca. Questo è il rezzaglio, si chiama. Si prendono le cefole, le sappe, dove ci sono le scoglie, si guarda se ci sono i pesci, se ci sono, se lo para e poi si tira così. Abbiamo preso un po' di pesci, hai visto dove sono? Avanti. Tre coppe abbiamo pescato un tonno. Una volta si andava a pescare i tonni a trainare con la traina. E allora quando il pescatore prendeva un tonno, suonava queste, 3 coppe di queste.
il rigattiere Lorenzo Usamme si chiamava, sentivo questa rogna e dicevo domattina c'è un tonno da tagliare alla Marina. Mandava uno si chiamava Bastiano Sciangato, con tamburetto, signore miei, ascoltate e sentite, questa mattina Lorenzo Usamme sta tagliando tonno, taglia il tonno. I gente sentivano e andavano a comprarsi il tonno. Altri rientrano la notte per poter vendere il proprio pesce al miglior offerente. Il mercato del pesce è uno dei più importanti della Sicilia, sempre pieno perché qui il mare porta in tavola le sue prelibatezze, come il pesce spada, i tonni, i polipi e il pesce azzurro. Questo è un mercato, si può dire adesso libero, ma è un mercato che generalmente è andato. Qua il tipo di pesce locale si vanno a pesce spade, che sarebbero qua alle lunghi, e poi pesca locale, lo strascico, si prendono tutti i tipi di pesci come polipi, pannocchie, tutte merluzzi. Sott'acqua tutto cambia. Non è vero che è tutto buio, oscuro. È sempre una sorpresa scoprire la vita sommersa in tutto il suo splendore. Un mare ricco di vita grazie all'istituzione dell'area marina protetta. Grazie alla presenza di esperti qualificati, gli amanti del mondo sommerso possono così accostarsi alla conoscenza di un ambiente marino di incomparabile bellezza. L'area marina protetta di Isola dei Ciclopi è una delle più antiche aree marine fra le 26 oggi istituite in Italia. Risale infatti al 1989 ed è la quarta a essere istituita. Iniziano Ustica e Miramare e poi questa area marina delle Isole Ciclopi e le Tremiti in Puglia. Questo fa anche sì che abbiamo dovuto affrontare i problemi più gravi all'inizio, perché ancora la mentalità dell'opinione pubblica non era aperta al sistema dei parchi. Ostilità sia dalla parte della popolazione che da parte anche dell'amministrazione di allora hanno reso molto arduo il percorso all'inizio. Le aree marine venivano viste erroneamente come un freno allo sviluppo e non come oggi correttamente interpretate un volano alla crescita socio-economica e culturale. Nel tempo, pian pianino, il concetto di area protetta e di tutela dell'ambiente è cominciato a radicarsi nella popolazione. La gestione dell'area marina protetta prevede un equilibrio fra la tutela e la fruizione, lo sviluppo sostenibile, quindi rigorosi controlli e protezione del territorio e degli organismi in esso contenuti, ma anche lo sviluppo di attività di turismo sostenibile. L'attività di immersione con i diving, i 9 siti di immersione, lo snorkeling, le visite guidate, il battello col fondo trasparente, il cicloturismo, sono solo alcune delle iniziative che cercano di favorire uno sviluppo che sia durevole, cioè che consenta di godere delle bellezze contenute nell'area marina senza comprometterne l'integrità nel tempo.
La maggiore delle isole Ciclopi è la Lachea, riserva terrestre. È un luogo quasi magico, dove si intrecciano storie e vicende che hanno ancora il sapore intatto del mistero. Fu infatti Omero che nell'Odissea la chiamò così quando Ulisse la raggiunse. All'interno del castelletto, un museo. La nascita dell'isola Lachea e dei faraglioni risalgono a circa 500.000 anni fa. Il suono delle campane ci accompagna tra i vicoli colorati di Aci Trezza. La Casa del Nespolo è l'ambiente di ispirazione verghiana. Quando Verga viene qui alla fine del 1800, Aci Trezza era semplicemente un piccolo borgo marinaro. Per dirla con le parole di Giovanni Verga, era fatta di 4 piccole casucce raggomitolate sulla riva del mare che sembravano dormire, accarezzate dal dolce tepore del sole. Oggi Aci Trezza è una cittadina di circa 6.000 abitanti che vive non solo più di pesca ma anche di turismo. La Casa del Nespolo oggi infatti è diventata un museo etnografico che raccoglie tutti quegli arnesi della pesca, un museo che racconta della vita dei pescatori, dei loro usi, dei loro costumi, delle loro tradizioni. Abbiamo infatti 2 sale, una dedicata a Luchino Visconti che ha girato la Terra Trema nel 1948 e un'altra stanza invece dove sono raccolti gli strumenti della pesca, della vita quotidiana dei pescatori. Sono arnesi di diversa epoca, partono dalla fine del 1800 fino ad arrivare agli anni 40-50. Alle pareti ci sono anche delle lettere di Verga al fratello Pietro, sono delle lettere familiari in cui non si riscopre il Verga scrittore ma il Verga uomo. E poi visitare la Casa del Nespolo è anche un modo per riportare alla memoria proprio queste tradizioni popolari, fatte anche di piccole cose, di vecchi arnesi da pesca che non hanno un grandissimo valore economico ma ne acquistano uno molto più importante, quasi inestimabile se si pensa a loro come dei beni culturali. Io ero in piazza che giocavo a mezzo ai ragazzini, hanno visto questa gente che vestita per bene e mi hanno preso per l'orecchio, dice vuoi lavorare, fare questo filmato? E ci ho detto sì, non sapendo che cosa era praticamente. Quindi che abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a lavorare, hanno fatto questa famiglia Passaguai, hanno riunito questa famiglia, tutti dei pescatori, non c'erano altri pescatori praticamente. E quello che si poteva fare si faceva. Andiamo a pescare a ciughe, chiamato mascoline, angiovi, nel nostro frattempo praticamente. E così iniziava. Poi hanno preso le 2 sorelle Giammona e tanti altri di Aci Trezza. E è durato 7 mesi di ripresa praticamente, tutto. Ecco, quello lì sono io, quel bambino. E guarda, vecchio sono qua. Perciò tutta questa è la situazione. C'era Luchino Visconti che c'era una persona, quel signore lì che era il più intelligente di tutti praticamente, era quello col cappello, e aveva le scuole. E vuol dire 3-4 parole, uno sopra gli altri, diciamo, e non ci riusciva mai. So, come a quei tempi, a questo qua, io, quelli ragazzi che avevano l'età sua, lo chiamavano Pippo Scecco. E allora Luchino Visconti, sbagliando sempre, piglia ci disse si Scecco del nome dei fatti, in siciliano. Una bella battuta praticamente, perché era la persona più intelligente che aveva le scuole. Tutte le altre scuole non ne avevamo nessuno. Lui solo aveva le scuole e lui sbagliava. Aci Castello e Aci Trezza offrono ai loro visitatori una grande varietà di scenari, luoghi resi famosi da Omero, da Verga e da grandi registi. Questo nostro viaggio termina qui, su questo posto incantato di Sicilia.